Mister, Serie B! Mister, Serie B, mister! Sì! L'urlo di Malesani è il simbolo della storica impresa del Chievo, il Chievo in Serie B. Ma ci pensate, che favola stupenda, sembra ancora un sogno. Un giorno dopo l'apoteosi di Carrara in tanti si stropicciano ancora gli occhi, magari un po' increduli. Un trionfo esaltante conquistato in una domenica indimenticabile con un'altalena di emozioni, pathos, passione, tripudio. Commozione già prima della partita, figuriamoci dopo. Sembrava proprio che il destino fosse davvero cinico e spietato per i gialloblu di Malesani sotto 1-0 dopo appena 5 minuti per questo incredibile fallo di Moretto. Spero che quel braccio volevi tagliartelo. Sì, in quel momento lì pensavo di condannare la squadra, adesso grazie a Dio siamo riusciti a rimontare. Già dopo il rigore segnato da Fabrizio Fermanelli, fatalità, neoacquisto del Verona, evidentemente sentiva aria di derby. Insomma, peggio di così non si poteva cominciare. Chievo paralizzato dalla tensione, anche i 3000 veronesi allo stadio dei Marmi sono gelati. Poi è assedio, forsennato, furente. Le palle gol arrivano a grappoli, sbagliano tutti, Bobo Gori più degli altri. Manda lato al 16°, 6 minuti dopo manca l'intervento a portiere battuto dopo il tiro di Antonioli. Poi un debole colpo di testa e ancora, dopo la mezz'ora, manda sui legni. Tambellini, giovane portierino di riserva della Carrarese, fa il resto parando tutto. Prodigioso l'intervento su una punizione di Antonioli in chiusura del primo tempo. Intanto il Mantova vince 2-1, è in Serie B. Nella ripresa dunque il forcing dei gialloblu è incredibile, la Carrarese non supera metà campo. Il Mantova viene raggiunto dalla Triestina, ma il Chievo vuole vincere, non si fida. Al 18°, dopo un'altra occasione mancata da Gori, Cossato guadagna una punizione dal limite. Antonioli finalmente infila la porta dei toscani, un gol decisivo. È stata una liberazione perché sembrava che la palla non volesse entrare, ho provato 3 punizioni e la quarta mi è andata lì, meno male, era ora davvero. Grande vittoria, grande squadra, siamo forti. I gialloblu sono stanchi, Malesani toglie Cossato e Antonioli per Spattari e Braccaloni. Gentilini si mangia un gol clamoroso, il portiere avversario compie un altro miracolo, il Chievo sembra non farcela più. A 7 minuti dallo scadere è Braccaloni, un carrarese doc, a guadagnare un'altra punizione. Tocco per Curti, raccoglie Gentilini, gol, promozione e Serie B, è l'apoteosi. Il gol per entrare nella storia, Giuliano. È un gol storico, questo gol lo dedichiamo a loro, guardali, stupendi! Così, con l'uomo promozione sommerso dai tifosi, in un tripudio cominciato sul campo fin dal gol di Gentilini. Un tifoso veronese addirittura è finito all'ospedale dopo essere precipitato nel fossato dello stadio. Poi in campo e negli spogliatoi l'euforia incontrollabile con il Mantova, inevitabile vittima. Capitano della squadra che porta Verona in Serie B, quinta città del grande calcio. Ma è una soddisfazione immensa per tutti noi, siamo contenti perché abbiamo lavorato tanto e alla fine siamo riusciti a suggellare un sogno che era impensabile all'inizio dell'anno, sono sicuro, per tutti. Finalmente è fatta, guarda che bagno di folla, è bellissimo. Un sogno che è diventato realtà. Sì, veramente, è una sofferenza immane, guarda. Sogno che ho avere 31 anni e sono contentissimo. Vorrei fare una dedica particolare a Luca Campedelli e anche al suo povero papà che non c'è più, chissà come sarebbe stato contento a quest'ora. Già, Luigi Campedelli e Saverio Garonzi, i padri del Chievo che avevano sempre sognato il derby. Adesso non ci sono più, ma se questa squadra nata in un oratorio oggi può sfidare le grandi del calcio italiano e anche il Verona, il merito è soprattutto loro. Lassù no, fa festa anche papà. Sì, forse oltre a lui anche Saverio Garonzi, che sono stati i 2 artefici iniziali. Adesso cosa manca? Ultimo passo. L'iscrizione alla Serie B. E poi? E dopo vedremo. Magari si sogna, perché no, il sorpasso, così ci sarà il derby comunque con il Verona consacrato proprio in una domenica carica di polemiche al Bentegodi. Abbiamo lasciato per ultimo, dulcis in fundo, l'artefice di questo miracolo Chievo, mister Malesani, che tende le mani proprio ai cugini rivali e intanto la favola di Chievolandia continua. Devono tenere duro, i dirigenti non devono lasciare, perché è vero, loro hanno fatto tanto per il Verona e noi gli daremo una mano anche a loro per crescere. Non lo dico così per
per presunzione, esatto, lo dico sinceramente, lo penso. Adesso magari sono nello sconforto, io penso che devono gioire anche loro con noi. È una festa della città. Sì, anche loro devono gioire e vedrete che il Verona tornerà in Serie A, magari insieme al Chievo.